detto questa è una bidda troppo bella, è vero? È veramente una bidda bellissima e io sono molto orgogliosa, dicevo prima, di essere il sindaco di questo paese. Ma io sono orgogliosa non solo di essere il sindaco di questo paese, ma sono orgogliosissima di essere sarda, di vivere in questa regione che è bellissima, che non ha industrie veramente importanti, purtroppo non ce li ha più. Quindi significa che il nostro grande patrimonio non è il patrimonio industriale. Quello che noi dobbiamo difendere, quello che noi abbiamo, la nostra ricchezza, è una sola, è la nostra terra. Cioè quello che abbiamo è il territorio dove noi viviamo. Sono le bellezze della nostra regione, sono i nostri mari, sono le nostre montagne, sono i paesi dove noi viviamo. Questo io ritengo che sia il tesoro più grande che noi dobbiamo assolutamente difendere, il tesoro che noi dobbiamo trasferire ai nostri figli, quindi il patrimonio che noi dobbiamo conservare e trasferire ai nostri figli. Non così come oggi, ma decisamente migliore di come è oggi. Quindi questo è l'argomento di cui noi oggi parliamo, nucleare sì, nucleare no. Per me non ci sono dubbi, non c'è un nucleare sì, un nucleare no. Per me c'è solo un nucleare no. E basta. Io non credo che si debba discutere sull'argomento. È vero, il nucleare è un'energia importante. Altri paesi in Europa vivono vicini al nostro paese, limitrofi, la Francia, altri, vivono dell'energia nucleare. Per loro il costo dell'energia è sicuramente un costo inferiore al nostro, a quanto noi oggi stiamo pagando l'energia. Quindi è un argomento veramente complesso, è veramente per noi anche una responsabilità importante oggi dire no all'energia nucleare. Vuol dire che dobbiamo con serietà e veramente con impegno avere la volontà di pensare ad un'energia alternativa, ma se mai ci pensiamo mai riusciremo a creare quelle strutture, quel sistema che ci porterà veramente a sopravvivere nei prossimi anni con un'energia alternativa. Io dico che la nostra regione non ha alcuna alternativa, è questa, è l'energia che la nostra terra ci dà, è l'energia solare, è l'energia eolica, è tutto quello che chi più ne ha più ne metta, cioè sono le energie rinnovabili che il nostro territorio, la nostra terra ci può dare. Io non ho assolutamente alcun dubbio in questo, so che ci costerà un impegno importante, ma è il cammino che non solo la nostra regione, ma il nostro paese deve veramente seguire. Quindi io spero che veramente questo impegno, insomma, che la vostra organizzazione, insomma, sta mettendo, coinvolga un pochino tutti, indistintamente dal fatto che ci sia impegnati politicamente o no, che si appartenga ad un'associazione oppure no. Ci deve vedere impegnati come cittadini che devono assolutamente difendere l'unica grande ricchezza che noi abbiamo, che è la nostra terra, che è il nostro territorio. Grazie.